Benvenuti e bentornati all'Almanacco. Oggi è giovedì 4 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:35 e tramonta alle 20:49. La luna si leva alle 23:14 e cala alle 8:54. Oggi è il giorno di San Quirino di Sescia, vescovo e martire. Il nome Quirino ha radici profonde che affondano nella storia di Roma. Deriva dal latino Quirinus, l'appellativo dato a Romolo dopo la sua divinizzazione. Significa letteralmente armato di lancia. Il 4 giugno si celebra la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. Istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1982, questa ricorrenza nasce per dare voce al dolore dei minori che subiscono abusi fisici, mentali ed emotivi, riaffermando l'impegno globale per la protezione e la salvaguardia dei diritti dell'infanzia. Compie oggi 54 anni Pier Francesco di Liberto, per tutti Piff. L'attore e regista palermitano, che deve il suo soprannome ai tempi delle Iene, ha saputo raccontare la sua Sicilia con ironia e coraggio, esordendo alla regia nel 2013 con il pluripremiato La mafia uccide solo d'estate. Buon compleanno alla fantastica Angelina Jolie, che oggi festeggia i suoi 51 anni. Icona di Hollywood e della bellezza mondiale, ha saputo trasformarsi da ribelle del cinema a regista impegnata ed ambasciatrice del UNHCR. Una curiosità: agli esordi tentò la fortuna in Italia, ma fu scartata ad un provino dove le venne preferita l'italiana Alessia Merz. E infine buon compleanno a Lorenzo Insigne, che compie 35 anni. Magnifico protagonista della vittoria azzurra agli europei, l'attaccante, oggi al Toronto FC, resta uno dei talenti più cristallini cresciuti nel vivaio del Napoli, capace di scrivere pagine indimenticabili in maglia azzurra e in nazionale. Il 4 giugno 1984 nei negozi di dischi arriva una copertina destinata a diventare leggenda. Un paio di jeans, un berretto rosso in tasca e la bandiera a stelle e strisce sullo sfondo. È l'uscita di Born in the USA di Bruce Springsteen. L'album, con oltre 30 milioni di copie vendute, ha consacrato il boss come la voce dell'America autentica e operaia. La paura del treno in sala. Sapevate che durante le prime proiezioni dei fratelli Lumière nel 1896 gli spettatori scapparono terrorizzati? Vedendo le immagini l'arrivo di un treno alla stazione La Chotat, la gente temette che la locomotiva uscisse davvero dallo schermo per travolgerli. Quell'inquadratura angolata che dava profondità e realismo segnò la nascita del cinema come lo conosciamo oggi. Un'esperienza di totale immedesimazione. Buongiorno ai 12, oggi in mattinata la Luna, ancora in Capricorno, bisticcerà con Giove e Venere, dopo passerà in Acquario, originalissima, e abbracciando Plutone anche molto conturbante e seduttiva, una Luna molto più tenue. Vediamo cosa accade ai 12. Ariete, per voi è un passaggio ottimo proprio perché la Luna, seppure in mattinata, vi crea un pochino di caos in amore, in serata promette di far concludere tutto in una maniera molto piacevole. Toro, sempre più forti e sicuri. La quadratura con Plutone sembra attenuarsi un po'. Arriva comunque la Luna a fare un po' di capricci in serata, ma sicuramente è un periodo un pochino più slegato e leggero. Gemelli, una Luna molto piacevole in serata, che vi porta a una serata intima che sa di qualcosa di molto piacevole in amore e segna l'inizio di un percorso affettivo. Cancro, la Luna finalmente in mattinata si sfoga definitivamente con Giove e Venere, lasciando poi spazio in serata al magnetico Acquario di essere un pochino più seduttivi. Per voi oggi è una giornata un pochino più improntata sulla riflessione affettiva. Leone, la Luna in mattinata non vi darà problemi, in serata invece vi chiederà un pochettino di fatica. Molto probabilmente dovrete gestire delle situazioni affettive e anche amicali a lungo trascurate. Vergine, per voi oggi la mattina
porta benissimo. Il pomeriggio avrete bisogno di riposare perché le configurazioni planetarie vi stanno chiedendo moltissimo e voi siete sempre più impegnati su vari fronti. Bilancia, per voi oggi è una mattinata ancora un po' confusa, mentre invece il resto della giornata, quando la luna entrerà in acquario, sarà un tripudio. Darete il via a qualcosa e finalmente le fatiche saranno finite per lasciare posto ad una piacevolezza. Scorpione, la mattina va molto bene, mentre invece la sera qualcosa di caotico e di smanioso e di geloso si impossessa di voi. E beh, ogni tanto tornate a essere gli scorpioni un po' sospettosi e gelosi, come il manuale zodiacale prescrive. Sagittario, per voi la mattina è ancora un po' caotica in amore, la serata invece porta una bellissima soluzione affettiva e ne godrete moltissimo. Capricorno, protagonisti ancora per questa mattinata per poi cedere il passo agli Acquario. Ebbene, questa mattina finalmente prenderete una decisione importantissima in amore. Acquario, oggi la mattina sembra un po' presentarvi una serie di sentimenti confusi. In serata invece c'è un incontro magico che sembra scaldarvi il cuore. Pesci, per voi la mattina andrà molto bene, vi sentirete circondati d'affetto, la sera invece la luna sparisce e vi sentirete un po' confusi, un po' interrotti in una comunicazione affettiva a cui tenevate tanto. Il 4 giugno 1977 il mondo della tecnologia viveva una svolta epocale, la messa in commercio dell'Apple II. Nel loro garage in California, Steve Jobs e Steve Wozniak diedero vita ad un personal computer che per la prima volta non era solo per esperti, ma entrava nelle case e negli uffici di tutti, cambiando così per sempre il nostro rapporto con l'informatica. In inglese si usa spesso il proverbio "A bird in the hand is worth two in the bush", un uccello in mano ne vale due nel cespuglio. È un invito a non abbandonarne una certezza per una promessa incerta. In italiano abbiamo un corrispettivo perfetto e molto familiare: meglio un uovo oggi che una gallina domani. Giorgio III di Hannover, il re che perse l'America ma non l'amore. Si sospetta porfiria o avvelenamento d'arsenico contenuto nei farmaci dell'epoca. Nonostante le crisi e i metodi brutali dei medici del tempo, la sua storia è ricordata anche per il profondo legame con la regina Carlotta, una coppia che ebbe ben 15 figli che ha ispirato celebri serie TV contemporanee. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. L'eleganza non è farsi notare, ma è farsi ricordare. E speriamo di aver lasciato un piccolo ricordo in voi anche oggi. Grazie per aver scelto il nostro almanacco, io vi aspetto anche domani sempre qui, stessa ora, sugli stessi schermi. Buona giornata dalla vostra Jaire.